Davide Motarana aveva detto Chiarello sarà una partita durissima, insomma non è che c'era andato poi molto lontano. No, sapevamo della forza del Forte, sappiamo che è una squadra attrezzata per vincere. E noi forse inizialmente abbiamo anche peccato un po' di coraggio, quello è quello che ci è mancato un po'. E infatti in pista si è vista questa differenza. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a giocare un po' più sereni e anche il Forte magari reduce di queste tre partite ha un po' calato e è venuta la partita un po' più equilibrata rispetto al primo tempo. Primo tempo dove comunque il Fortebrami sì è passato subito al terzo, ma poi abbiamo dovuto aspettare il 21esimo mi pare per vedere il raddoppio. Poi lì c'è stato il break, quei tre gol. Sì, sì, quei tre gol negli ultimi 4 minuti del primo tempo è stato più il secondo gol che ci ha un po' buttato giù. Dobbiamo essere più bravi a, appunto, a non cadere di testa. Ovviamente siamo una squadra giovane che ha solamente bisogno di crescere, questa cosa ci deve insegnare, cioè appunto, per migliorarci e per non fare gli stessi sbagli la prossima volta. Adesso continua il cammino, comunque vi siete elevati almeno per il momento di Ciro, Forte dei Marmi e Trissino, cioè, insomma diciamo quelle che fra virgolette sono le due potenze conclamate sono alle spalle. Sì, sì, no, quello avrei preferito altri due risultati, anche se erano le due potenze. Però sì, ce le siamo tolte e ora noi dobbiamo pensare, sabato avremo già di nuovo una partita difficilissima perché a Follonica è una pista che non tutti sanno gestire, quindi dobbiamo resettare subito e tornare col carattere, con la testa giusta perché sarà una battaglia anche sabato. Bene, io ti ringrazio Davide, alla prossima. Grazie a voi.